Buone notizie arrivano per Agrigento sul tavolo tecnico per la creazione di una nuova tangenziale. L'assessore Falcone indica come la regione sta lavorando per chiudere l'anello autostradale in Sicilia. Una riunione propedeutica all'avvio del dibattito pubblico sul progetto della nuova tangenziale di Agrigento presso la sede dell'assessorato regionale alle infrastrutture si è svolto qualche giorno fa a Palermo. Alla presenza dell'assessore regionale Falcone, del dirigente del Dipartimento alle Infrastrutture Bellomo, del responsabile del coordinamento progettazione Scalamandré, dei tecnici dell'ANAS che curano la fase del confronto aperto sull'opera, ovvero le iniziative di informazione e riflessione pubblica previste dal decreto ministeriale 76/2018 a cui sottoporre le opere infrastrutturali più strategiche. Il dibattito si aprirà il prossimo 24 maggio con un convegno dell'ANAS che si svolgerà a San Leone. La nuova tangenziale di Agrigento, afferma l'assessore Falcone, è il primo tassello del più ampio e atteso ammodernamento dell'itinerario stradale Gela-Castelvetrano. La regione è pronta a fare la propria parte, sia dal punto di vista finanziario che da quello tecnico-progettuale, per consegnare all'Agrigentino una svolta infrastrutturale che avrà benefici per tutta l'isola. Il completamento dell'anello autostradale della Sicilia, della tangenziale per Agrigento, aggiunge Falcone, si discute da anni come soluzione al traffico congestionato lungo la strada statale 115 sud-occidentale Sicola. L'assessore continua dicendo: l'opera sarà una variante che si snoderà sui territori di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana fino a Montallegro, che meglio smisserà i traffici che convergono sul nodo stradale del capoluogo agrigentino. Sul tavolo, continua l'assessore alle infrastrutture, abbiamo 3 differenti opzioni per il tracciato. La più convincente sembra essere quella da 1,7 miliardi di euro che in parte riprende e migliora l'attuale strada statale 115 per poi bypassarlo a nord della città. La decisione finale, conclude l'assessore Falcone, giungerà al termine del dibattito pubblico, un passaggio che riteniamo intelligente e utile a rimanere ancorati alle aspettative dei cittadini e dei portatori di interesse di Agrigento e provincia.